Ed eccoci qui ragazzi, ben ritrovati. Buongiorno a tutti da Venezia, da Campo San Luca. Volevo iniziare con questa immagine romantica della bandiera veneziana che sventola, ma purtroppo è talmente caldo e non c'è un colo d'aria che è lì immobile. Ciao Nina, ben trovata. Welcome guys, welcome back on I Love You Venice YouTube channel. We are here in Venice, in Campo San Luca, and look at the blue sky. It's really hot. It's about 32 degrees today, and as you can see, it's really sunny and absolutely not windy. Come avete potuto leggere dal titolo del video di oggi, oggi sarà un video un po' più particolare, non vi porteremo a spasso nella Venezia, diciamo turistica, magari meno conosciuta ma comunque turistica, ma cercheremo di ripercorrere un po' tutto quello che una persona di Venezia fa, nel senso che mi sono messo nei panni miei, di quando lavoravo qua a Venezia, che appunto, ciao Linda, avevo l'ufficio proprio qui in Campo San Luca, qui vicino, e ripercorriamo quindi un po' quello che facevo io proprio da veneziano, per cui niente auto, solo a piedi, vediamo magari qualche locale e facciamo una passeggiata insieme. Ciao a tutti, ciao Ann, welcome everybody. Okay, now we start the tour. We start walking this side, turning the left. Ciao Roy. Oggi ragazzi qui a Venezia è un caldo pazzesco. Today is really hot in Venice. È una giornata meravigliosa come potete vedere dal cielo, ma altrettanto calda. Yes, Svalbard is really crowded today. Ciao Beth. Adesso raggiungiamo magari dei punti un po' più affollati e vedete quanta gente è tornata a visitare la città. Now we are arriving in Campo San Bortolo and Merceria, and then you will see how many people are today in Venice. Adesso camminiamo da questa parte e vedete subito il teatro Goldoni qui alla mia sinistra. Insieme alla Fenice sono i due teatri più famosi di Venezia. Vediamo se riesco a inquadrarvelo bene. Ha questa insegna molto particolare, molto bella. This is Goldoni Theater. It's really nice inside. Of course the most famous in Venice is Fenice Theater, but this is the second one. Ciao Marek. There was Igor picture on the wall, which okay, yes, it looks a bit like Igor. It's true. Ok, we walk on this side and we go on. Continuiamo da questa parte. Ok, vedete che già si inizia a vedere un po' di gente. Stiamo raggiungendo uno dei punti più fotografati di Venezia. This is one of the most photographed bridge of Venice.
because of this beautiful combo. From here you can see all the gondolas with the San Marco Bell Tower. Look at the magic of this bridge. And on the other side, let me try. Okay, you have of course the same gondolas with at the end the Canal Grande. Questo appunto è uno dei punti più fotografati, perché c'è questa visuale pazzesca delle gondole, è un canale molto trafficato, e però avete di sfondo il campanile di San Marco da una parte e dall'altra invece c'è il Canal Grande. Mi dispiace, sembra quasi accecante questa cosa, ma è un'impalcatura, sembra quasi che stiamo camminando chissà dove. Per cui appunto, come vi dicevo, questa era la mia classica passeggiata post ufficio. Questo è Campo San Salvador con questa colonna molto bella, ma ancora più famosi sono gli ombrelli colorati. Really famous are these colorful umbrella at the beginning of the Mercerie in Campo San Salvador, where is this marble column. Vedo che continuate a collegarvi, benvenuti a tutti ragazzi, welcome guys. Yes, Linda, it's a old lantern with made with all the glass umbrella. It's a really famous picture of Venice. E questo è un altro campo molto importante, è il campo San Bartolomeo, quello che noi a Venezia chiamiamo San Bortolo, ed è molto centrale ovviamente, ed ha la particolarità di essere ai piedi del ponte di Rialto, che adesso vi mostro qui a sinistra. Eccoci qua, eccolo là. This is a really famous campo, is Campo San Bartolomeo, that is on this side of the Canal Grande, and as you can see from here you can see also the Rialto Bridge. E questa è la statua di Goldoni. Is Carlo Goldoni statue. At the moment, Marek, we have really a lot of tourists, so you can listen also English. The American people are here in Venice,
of German, for sure, a lot of French. Queste a sinistra sono le vecchie poste. This is the old post office of Venice. Today is the Fondaco dei Tedeschi location. It's a luxury shopping district, from where at the top there is a beautiful terrace with one of the most beautiful view of Venice and on Gran Canal and Rialto, and it's free, so I suggest you to visit it, to book the ticket, go to the terrace. Vedete anche da qui la vista spettacolare che la potete immaginare del Canal Grande, perché appunto, come dicevo, dall'ultimo piano dei fondaco dei tedeschi, ossia le vecchie poste, c'è una terrazza meravigliosa con una delle viste più belle sul Canal Grande, sulla città, perché è veramente molto alta, ed essendo gratuita ve la suggerisco davvero. Dovete però prenotare e niente, si sale, c'è una vista mozzafiato. Ciao Giulia. Ok, Marco ha anche inserito il link dove prenotarsi per salire su in terrazza. If you want, you find the link in the description, on the comments, sorry, where to book the ticket to go to the terrace. Wow, Julie, we are a bit so lucky. Today in Venice there are 32. But it's really, really hot. Usually in Venice we have a really high humidity, and in these days lucky there is not so. Aiuto, diventa un po' complesso adesso con i bambini. Marco vi sta dando le indicazioni che appunto è completamente gratuito l'accesso, però bisogna riservare il biglietto. Adesso quindi stiamo camminando verso appunto dove abitavo io, ma anche verso dove va a fare le spese. Andiamo a vedere il supermercato. Now we are walking on the left and you are going to Strada Nova, where there is one of the biggest supermarket, where all the people who live in get the groceries. And look how many people there are today. Wow, cioè investiti in colombe, ma vabbè.
Adesso proseguiamo lentamente perché è difficoltoso un po' superare, ma ce la faremo. Eccoci qua. Sì, esatto, come appunto scrive sotto i supermercati, ormai quelli che noi utilizzavamo quotidianamente sono diventati un po' quelli anche dei turisti, ovviamente ce ne sono magari più centrali e un pochino più nascosti, infatti magari se riesco ve ne mostro due, però ormai la differenza è molto sottile. E dov'è Ikea? Ikea è in Padova. Ikea la trovate a Padova, non ce l'abbiamo a Venezia, in provincia di Venezia. Questo è Campo Santi Apostoli, uno dei campi alberati di Venezia, che appunto segna l'inizio della strada nuova. This is Campo Santi Apostoli, and here begin the strada nuova. Qui c'è anche un chioschetto per uno spritz veloce e dei cicchetti. Here you find also a nice place to have a cicchetto and a spritz. Young time seen those beautiful shop windows. Così lontano? Sì, purtroppo in Italia non è così comune Ikea, per cui non ce ne sono molti, noi ce l'abbiamo a qualche chilometro di distanza. Esatto, per noi è proprio una consuetudine, tanto che poi alla fine della passeggiata vi porterò in uno dei posti più frequentati dai veneziani, ma ormai anche appunto dai turisti, per uno spritz. Aiuto, mi sto letteralmente sciogliendo. Questa è una delle strade più importanti perché collega appunto Santi Apostoli, per cui diciamo la zona di Rialto, fino a Piazzale Roma, e come potete vedere ci sono molti negozi. This is one of the main streets of Venice because it starts from Campo Santi Apostoli and it ends at Piazzale Roma, and it is really full of shops. This is of typical t-shirts with some mark of Tower Bell. Don't know if you can. Okay. Or you can also buy some prints, really nice. Here you find all the masks. Per cui appunto, come vi dicevo, questo qui è il sestiere di Cannaregio, this is Cannaregio District.
Sto cercando di leggere i vostri messaggi, ma mi sfuggono perché sono abbastanza veloci. Volevo vedere se c'era qualche domanda. I just love those shops. Yeah, it's really really nice, Linda. It's the best place to be as usual. Of course, Julie. Let me check if we have other questions before. The tip of this company is visible from the webcam at the Rialto Bridge. Okay. So you follow our live cams. Thank you. Yes, Nina is working a lot. As you can see, the tourists are back. So, but we have to try to plan a new live with him. For sure, he's the most unique, Julie. You can't find a place like Venice. Ciao Debra, benvenuta. Adesso qui ci attraversiamo un altro ponte dal quale si può vedere Canal Grande. Now we're going to cross another bridge from where on the left you can see the Grand Canal. And just in front of us there is Ca Favretto, from where you can find a live cam on our channel. So if you want to see in this moment what is happening in Grand Canal, you can see the live cam from Residenza Ca Favretto. Let me check if I can show you better. Sorry. Okay, it's this one. We go on, we find this way. Ed eccoci praticamente giunti. Ancora qualche passo sulla destra appunto c'è uno dei più grandi supermercati di Venezia, dove appunto ovviamente anch'io mi recavo, per cui solitamente dotati spesso del carrellino quando si deve comprare qualcosa di pesante e si fa la spesa qui. Volevo vedere se c'era qualche signora con il carrello, ma tanto per mostrarvelo, ma è una sorta di trolley. So is he where I'm also learning. Okay. So here is where I buy my groceries and use a trolley. It's really famous here in Venice. You can see a lot of Venetian with their trolley to go to the shops. Also, if you have to buy water or some drinks, it's really comfortable.
Ok, mi metto all'ombra così riesco anche a leggere lo schermo perché altrimenti col riflesso vedo molto poco. E invece da qui, comunque anche da quest'altro ponte, potete vedere il museo di Capesaro. Ok. You would like to buy a flat in Venice? Will be a pleasure to meet you, Julie. It could be an option, Carol. E come si può distinguere un veneziano da un turista? E beh, spesso anche semplicemente dall'abbigliamento, nel senso ovviamente l'abbigliamento da vacanza non è l'abbigliamento da vacanza, e spesso del broncio, perché molto spesso, soprattutto i più vecchiotti, hanno sempre questo broncio sul viso e poi appunto se stanno facendo le spese li riconoscete da questi carrellini con su scritto spesso anche il nome della persona perché altrimenti se lo si scambia. E per esempio adesso potrei farvi un test se vedete qualche veneziano qui per strada e vi assicuro che non ce n'è nemmeno uno per ora. No, ce n'è una signora adesso. Continuiamo di qua adesso che vi porto su un'altra zona che frequentavo, non dico molto, ma comunque la frequentavo, ecco, che è un po' una nuova zona dell'aperitivo ed è la fondamenta della misericordia. Now I'm walking to the fondamenta della misericordia that is became famous for the wine. It's a really nice fondamenta where you can have a good glass of wine with the typical cicchetti. Adesso ci infiliamo tra questi trolley e giriamo a destra. Questa era spesso anche una strada che utilizzavo quando appunto c'era molta gente, per cui riuscivo a tornare a casa molto più velocemente. Questo è il monumento di Paolo Sarpi. Thank you Linda, grazie mille. This is the statue of Paolo Sarpi. The guy has a lot of luggage. Yes, more luggages than people. E vedete come uscendo da Strada Nuova si calma completamente la scena. E guardate lo scorcio con la gondola che sbuca da sotto il ponte, che bello. Visto che bello? Proseguiamo di qua. Così troviamo anche un po' d'ombra. Seems not too much people. Yes, maybe it's also the time because
a lot of people probably are just in their rooms. Look at these beautiful candles. Ciao. Really, really nice. Thank you for your support, Sunshine. Look how beautiful. You can also buy a nice souvenir with these earrings. Usually it costs €5 per luggage, but of course this service is in Piazzale Roma, in Rialto and in train station, and they bring you your luggage around that area. If you ask to come here, of course they can't, but if you find your room close to that area, to those area, it costs €5 per each luggage. Ed eccoci arrivati appunto in fondamenta della misericordia, che è tutta questa fondamenta molto lunga. Noi adesso siamo in uno dei, cioè all'inizio, al principio, che è piena di ristorantini tipici sul canale e sono veramente molto carini, molto belli. Poi di sera è molto affollata come zona. Adesso probabilmente, come dicevo prima, essendo una giornata così calda, essendoci ancora il sole che scotta così molto, tanti saranno rientrati in hotel, ecco. O comunque si muoveranno magari tra un pochino, quando magari sarà qualche grado in meno e sarà anche più piacevole. Qui c'è di molto famoso il Baccaro del Gelato e Vino Vero. Sono due locali, uno a fianco all'altro, fatalità, che sono veramente ottimi, uno per il gelato e uno invece per un buon bicchiere di vino. Adesso ritorniamo, praticamente questa fondamenta è parallela a Strada Nuova. E per fortuna c'è anche un po' di vento che più o meno rinfresca. Here is a bit windy and you feel maybe 1 degree less than the 32, 33 that there are now. Yes, and it's really, really nice, and you find really good restaurants on this fondamenta, where you can eat directly on the canal. It's really, really Venetian. Maybe it's too hot to Svalbard. Usually it's really
really crowded here, but here you find some more people, but not as usual. Questa invece è l'esposizione dell'Ucraina, della Biennale, il padiglione. Guardate che bello, vediamo se si riesce a intravedere qualcosa da fuori. This is the pavilion of the Ukraine for the 2022 Biennale Arte. And unfortunately from here you can't see anything. I would like to show you the building is really big. I try to find a bit of shade to read your comments. Where is everyone? I don't know. Maybe in their room. Oh, there are much fewer. Questa è la vecchia chiesa della Misericordia. This is the old Misericordia Church. Also the location of Reyer Basket. Because of course it's not today is not a church. Ciao Sebastiano. Ciao Paloma. Not inside, not because you can't record inside, so I can't get in. Continuiamo per questo magnifico giardino di un albergo, ma è davvero splendido questo giardino. Guardate la particolarità di quel ponte privato che non ha le sponde. Peccato sì Nina, ma purtroppo bisogna avere un permesso. Sull'altro video, sullo scorso video che abbiamo fatto, avevamo chiesto il permesso di poter entrare e riprendere, altrimenti ovviamente non è possibile. Ok. Ok, camminate un po' più veloce in modo da non perdere il segnale, mi auguro che non sia saltata la connessione. Grazie Adriano, thank you.
E adesso raggiungiamo un'altra fondamenta molto bella, sede di un'importante scuola a Venezia, ma la passeremo per andare invece lato laguna, così abbiamo una visuale ben più ampia. Ve la mostro dal ponte, ancora qualche passo. Eccoci qua. This is the other fundamenta. We have some tourists here. There is a guide, so this is it. But there's nothing to see. So we go on in this calle. E continuiamo da questa parte. We walk on this way and you're going to reach fondamente 9. Per cui appunto continuiamo da questa parte e alla fine di questa calle raggiungiamo le fondamente 9. Wow, solo adesso ho visto che siamo più di 300. Wow. Grazie ragazzi. Thank you a lot. We are 300 people walking in this calle. So it's really nice. Thank you. Thank you all. Look at the minions, maybe sicuramente qui c'è qualche bambino. For sure here live some children. We have all the towel, the beach towel. Sì, Marek, perché sono molto lontani, diciamo, seppur vicini ma lontani comunque dal grande flusso. Ed ecco che vi mostro anche, colgo l'occasione per qualcuno di voi che in un paio di video fa ci aveva chiesto le barche e la questione benzina. E ovviamente abbiamo anche noi dei distributori normalissimi. La particolarità ovviamente è che sono sull'acqua e che la benzina costa molto di più. Ma vabbè, adesso ve lo mostro. For the people who were asking a few video ago of how the boat can buy the fuel, this is the fuel station. As you can see, you can come with your boat. Now we have a limo here. Thank you, Anne, grazie mille. And you arrive here, you find the station and you can get your fuel. And we have 3 or 4 fuel station here in Venice. E comunque eccoci giunti alle fondamenta 9, che per fortuna sono all'ombra e siamo sulla parte della laguna che guarda le varie isole, per cui in fronte a noi c'è il cimitero di San Giorgio. Grazie Debra, grazie mille.
In fondo più a sinistra c'è invece Murano, vediamo. Ok, posso anche salire qua perché linea rosa, boh, andiamo. Non so se si possa, ma visto che è aperta ne approfittiamo così vediamo tutta la laguna da qui. Per cui appunto qui davanti abbiamo Murano, questa invece è l'isola di San Michele che è il cimitero, e invece qui a sinistra non si vedono perché è troppo caldo, c'è molta foschia, c'è ovviamente la terraferma, questo qui è l'aeroporto e dietro si intravedono le montagne. Proviamo a zoomare, con il riflesso vedo molto male, non vedo bene cosa sto inquadrando. Ok, eccoci qua. Giriamo di qua. This is Murano, the island famous for the glass. And this is San Michele, the cemetery of Venice. Adesso un secondo. Ok, riteniamo sui nostri passi e lasciamo qui. Intanto vi mostro un po' la particolarità che mi chiedevate appunto qualche tempo fa sulle stazioni di carburanti di Venezia. Non è mai facile fare con queste onde benzina. Vedete che anche il ragazzo è in difficoltà, povero. Ok. E adesso tra qualche passo, non so se vedete già in lontananza tutte quelle persone che sono appena scese dal vaporetto, è perché da qui partono i collegamenti per Murano, Burano e Torcello. From here starts the boat to Murano, Burano and Torcello. So you should see a lot of people in front of us before the bridge. It's because the vaporetto is just is here. Cosa qua? But now I show you. Adesso vi mostro tutto da più vicino. Secco. Ok, perfetto. Ancora qualche passo. Per cui eccoci qua, la fermata appunto è questa qui, quella per Burano, invece Murano è subito dopo il ponte. Adesso invece noi tra poco giriamo a destra perché vi mostro una chiesa veramente molto bella e che da un annetto a questa parte è ritornata molto famosa perché si è sposato più di qualche VIP o comunque persona molto famosa, che è la chiesa dei Gesuiti. So from here you can take the boat to Burano, and after the bridge you can take that for Murano. But we turn right here because I would like to show you this beautiful bridge that is really big and
It's about 1 year that is really really famous because a lot of famous artists come and to get wed for the wedding here. No, perché comunque adesso chiude il cimitero poi. Ovviamente il cimitero dell'isola di San Michele chiude, per cui non si può andare e sempre la fermata è solo quando il cimitero è aperto, per cui penso chiuda alle 6, per cui tra 7 minuti. Ma magari, allora, se volete darci un'occhiata, comunque c'è già una nostra passeggiata, perché ovviamente è un monumento, cioè, è un cimitero storico, per cui ci sono veramente molti turisti che vanno a visitarlo, è molto bello. Oppure se volete possiamo anche fare una live di fare una passeggiata insieme, anche se piuttosto particolare perché è una sorta di labirinto, infatti quando si arriva si può anche richiedere una mappa per andare a visitare le tombe più famose. Allora, Tumurano every 10 minutes and Burano I think every 30 minutes. But I'm not sure to Burano. And this is the Gesuiti Church. Questa è la chiesa dei Gesuiti, che appunto sta tornando molto, molto in voga perché è davvero splendida sia esternamente che internamente. E che purtroppo c'è il guardiano e non posso entrare a filmare. Ma la particolarità è che dentro ci sono delle colonne tutte attorcigliate in marmo verde. Vediamo se riusciamo, approfittando di tutta la gente che sta entrando. No, non siamo stati fortunati. Sto leggendo se c'è qualche domanda, però aspetta, non vi inquadro questa tristezza, vi inquadro la chiesa, tanto per magari rispondervi ed aiutarvi se avete qualche richiesta. No, ok, proseguiamo allora di qua. Come vedete questa zona di Venezia è molto più calma, è molto più residenziale e io abitavo a circa 2 minuti da qua, adesso magari andiamo verso la mia zona e dopo poco prima giriamo e vi porto, perché ovviamente come anche prima scriveva Marco, dopo aver lavorato, dopo aver fatto le spese, ad essere sereno e tranquillo, scattava l'ora dell'aperitivo con gli amici. Per cui vi porto in un posto che frequentavo. Solo che ragazzi scusate, ma bevo un goccio d'acqua dalla fontana perché mi sto sciogliendo. Datemi un secondo. Sono in fila ovviamente. Grazie.
Ecco la famigerata fontana. It feels like a day in a spa. It's my voice, guys. Sorry. Non sono incapace ad urlare, come avete sentito, ho questo tono di voce molto, molto pacato, molto, molto tranquillo. Qui avete una trattoria storica che è molto molto carina, si mangia molto bene. La conosco perché appunto ci abitavo ad un minuto ed è carina perché si mangia fuori in questa calle che è molto 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 tranquilla. Ok, grazie Nina. Che bello, qui c'è anche un po' d'aria, si sta da Dio. Adesso attraversiamo questo ponte di ferro. Now we are going to cross this iron bridge. Eccoci qua. Continuiamo. Anche il cane si rifiuta di camminare verso il sole. Also the dog don't walk to the sun. Grazie Paloma. Adesso un altro locale molto molto bello ed è molto caratteristico perché è veramente poco conosciuto. Ve lo mostro in questo campiello. Eccoci qua. È bello perché si mangia sotto a quest'albero alla frasca. It's really really nice location. Ok, per cui continuiamo di qua. Qui ovviamente si fa un po' di zigzag. E vi porto, vabbè adesso facciamo finta che io abbia già lasciato tutte le borse, tutto a casa e andiamo appunto, ci dirigiamo verso la zona dell'aperitivo. Paloma celebrates 17 mesi. Ah, wow. Thank you Paloma. Probabilmente una delle prime iscritte al nostro canale. Grazie. This is the calle where I lived, and now we are looking for a Cicchetti place. So look at the beauty also of this trattoria, of this restaurant, La Colonna. You eat good fish menu. It's
really really nice. And usually this hamaca is for the cat, but today is probably walking around. Guardate che bello anche questo scorcio con tutta questa tettoia ormai sovrastata dalla pianta, dall'albero. Proseguiamo di qua. E di solito ovviamente prendo questa calle che però è piuttosto stretta, dove ovviamente non c'è connessione, per cui faccio la parallela che è molto più larga. I usually walk through that tiny calle, but probably we will have some issues with the connection, so we take this one that is larger. But I show you a beautiful glimpse and also a beautiful house. And as you can see, you have these little windows, and it's not so high from the ground. And this is the private cinema of this beautiful house. It's la finestrella bassa da terra e così piccolina è perché è il cinema di questo palazzo, cinema privato ovviamente, di questo palazzo che non vi riesco a mostrare da qua e quindi attraverso il ponte. Datemi un secondo. Guardate intanto che bello anche questo scorcio dal ponte. E guardate che bello questo palazzo, per quanto sia in una zona molto nascosta, molto riservata, è veramente pazzesco, con lì il giardino privato e appunto il suo cinema. Adesso proseguiamo. Allora, solitamente farei una strada che è un pochino più breve per arrivarci, ma siccome un pezzo l'abbiamo già fatto prima, adesso la, la allunghiamo e cambiamo itinerario. E vi mostro una delle chiese più belle, seppur piccoline, di Venezia, perché è completamente realizzata in marmi colorati. Chat is now open to everyone. Ok, ciao a tutti ragazzi. Bella la mia Venezia, Claudio, grazie. E questa è la chiesa dei miracoli, this is Miracoli Church that is amazing. Is all composed piece of marble. You can see is a white marble, red, green, some blue marble. It's really one of my favorite church of Venice. Grazie Danibia. Thank you.
Vedete che la gente la tocca perché sembra quasi finta dalla bellezza di tutti questi marmi incastonati, ma è veramente spettacolare. As you can see, the people touch the marble because it looks like fake, but it's all different marble. And here there is the entrance, and of course it's closed. But look at the beauty. Guardate la bellezza della facciata. Ciao Thomas. Hello from South California. Wow, ciao hooligan. Proseguiamo. Wow, siamo davvero molti. Grazie mille ragazzi. Un caro saluto dalla... Ah, Sicilia, scusa, avevo riflesso. Grazie per la bellissima passeggiata a Venezia, grazie a te per averci seguiti. E rimani comunque collegata che adesso vi porto in un'altra zona molto molto bella. Ancora qualche minuto. Saluti da Toffradeo da Santo Domingo. Ciao Davide. Mi sa che hai cambiato vita. Eccoci qui in Campo Santa Marina. Adesso ritorniamo sotto al sole perché volevo mostrarvi Campo Santa Maria Formosa e poi appunto raggiungere questa zona di, chiamiamola, movida veneziana. Ciao Dalia. Ok, perché questa calle è strettina, ho paura. Eccoci qua, attraversiamo questo ponte e arriviamo in Campo Santa Maria Formosa. And a few steps and we are arriving in Campo Santa Maria Formosa. Here we are. Look how big is this campo. If you follow our channel, you also know that we have a live cam from the building here on the right, Rossini Palace, and it's 24/7 live view on this campo. Grazie mille Adriano, grazie per il supporto.
Of course, lifeguard. We take the right. Ok, Marco ha anche inserito il link per chi di voi, dopo ovviamente averci seguito da questa live, vuole vedere la live sul campo. You find also the link in the comments of the live cam from Ruzzini Palace. I show you a color that is nicer than this one. Is on this side. Ciao Vince. Così vi mostro anche una particolarità molto carina dell'ingresso della calle. Eccoci qua. Guardate che bello che è l'ingresso sotto quest'arco, in questa calle del paradiso si chiama. I'm trying to read your comments. Guarda che ti aspettiamo a Santo Domingo. Magari. Bonsoir, ciao a tutti ragazzi, benvenuti. I watch those cameras every day. Oh, grazie. Grazie mille. A che ora finisce Thomas? Dai, rimani lì in altri 10-15 minuti che vi porto in un luogo molto carino. Qui siamo in un'altra zona molto frequentata dai turisti e piena di negozietti. This is a really touristic area, and you can find also from the shops. You find a lot on the left and on the right. And as you can see, there are more people here. Yes, Miguel, when you want, we're waiting for you. Heller from Brazil, Debra, Mr. Man 26, voglio vivere lì. Quando vuoi vieni a farti un giro intanto. Don't Miss Florence or Tuscany, certo. Anna è veramente splendida, anche Firenze. Qui ci sono questi negozi diventati famosi per il cioccolato sciolto che sulle gondole. Ormai è un'attrazione turistica anche questa. È che qua sembra finto perché è totalmente perfetto, invece da qui si vede proprio che il cioccolato scorre.
Ciao Sebastiano, come stai? Abbastanza sciolto ma bene, grazie. Anche tu sei Sebastiano, ok? Ciao. Vorrei augurare in bocca al lupo a mia figlia Maria che domani sarà con noi. Fai una buona passeggiata e perditi che è la cosa più bella da fare a Venezia e vedrai che scoprirai dei posti. Penso ti faccia l'in bocca al lupo tutti i 384 persone che sono online adesso. Hooligan, that's where I would be in the chocolate shop. Okay, me too. I prefer at the moment a Baccaro, but also some chocolate is good. Spero. I hope the connection. Eccoci qua. Siamo in campo. La connessione campo San Bartolomeo in Venice. In Venice we call it San Bortolo, where is the Carlo Goldoni statue in the middle. Vi saluto tutti, ma non una buona connessione, non posso restare, cerco di vedervi un secondo momento. Certo Giulietta, quando vuoi, sai che poi la nostra passeggiata rimane online, per cui puoi guardare magari anche solo gli ultimi minuti. Adesso andiamo in questa direzione, per cui vi porto sul ponte di Rialto. Now we take this direction and we across the Rialto Bridge. And here there is a new shop that is really nice. It's really full of people all day long, because from the picture of your eye they print in this beautiful this it's really nice. Look at this one, guardate che bello, da una foto dei vostri occhi loro vi creano il vostro quadro personalizzato ed è un negozio nuovo che sta avendo un successo incredibile perché è sempre molto affollato ed effettivamente gli occhi in esposizione sono veramente splendidi. Allora, andiamo da questa parte e poi ve lo mostro dall'altro, così vediamo anche col sole. Now we across the bridge on this side, the sunny side. Look how beautiful is now. Now we walk to the top. Cerchiamo di salire in cima schivando tutte le persone. Cerco di mostrarvelo da qui. Eccoci qua. Look at the view from here, from the top of Rialto Bridge. Guardate che spettacolo la vista adesso, che sole e che cielo azzurro ci sono in questo momento. Altre persone facciano la foto e proseguiamo da questa parte.
Vediamo se riesco a mostrarvelo anche da questa parte. Sì, dai, è all'ombra e c'è anche meno gente, per cui siamo fortunati. And this is the view from the other side. This is Fondaco dei Tedeschi, and here there is the beautiful terrace that you have to book, but it's totally free. And this is the view from the top. Look at the gondolas. Thank you for the support. Sorry, but I can't read your name. E abbiamo anche la nostra live cam sul ponte di Rialto, per cui se spulciate tra le varie live che abbiamo sul nostro canale trovate anche quella 24 ore su 24 proprio sul ponte. Adesso scendiamo. You find in the comment also the link of our live cam on Rialto Bridge. Ed ecco che stiamo raggiungendo appunto una delle zone che vi dicevo che è l'erbaria, perché un po' a Venezia l'aperitivo è diciamo una routine quotidiana, che ovviamente per i veneziani significa l'erbaria. Now we are reaching the erbaria area, and that is this one. Because for the Venetian people the aperitif time is a sort of rule, so a lot of day after work we come here and we take our spritz and our cecchetto, e siccome so che il gatto è l'animale preferito sul web, I know that the cat is the favorite animal on the web. Here you find one sleeping on this marble step. Beato lui. Eva Cecchetto Seba, certo, prima vi saluto e poi ovviamente anch'io mi prendo qualcosa da bere più che altro di fresco. Che posto è Seba? È l'erbaria. Adesso ve la mostro anche dall'altra parte ovviamente. Questa è una chiesa, si narra sia la prima chiesa costruita a Venezia ed è l'unica dove si tiene ancora la messa in latino. This is the first church of Venice, built in Venice, and it is the only one that you can listen the liturgies in Latin. Beautiful sleeping cat. I know you love cats. all we love the cats. Si può rivedere la live, certo Thomas, dopo una volta conclusa mettiamo online tutto ovviamente. Ed ecco qua che ci sono molte persone. Here you find a lot of people having a spritz in this area, because look, you are just on Grand Canal and this is a beautiful location. Here all the places are really good one.
And if you walk a few steps on this side, prossima di organizzarci, adesso cerchiamo di capire, ma sicuramente restate connessi e seguite poi anche su YouTube i nostri sondaggi, così magari scegliete voi dove, dove spedirmi, diciamo, dove farmi camminare. E guardate che bello, siamo in fila per farci il selfie da sotto, sotto il ponte di Rialto con le gondole. Vi vediamo. Guardate che bello lo scorcio da qui. Vediamo se riusciamo a passare. Ed eccoci qua, siamo in compagnia, ma dai, la visuale è splendida lo stesso. C'è la live cam del ponte, sì esatto, trovi il link poco sopra. You find the link of the live cam on Rialto Bridge just a few comments before. Look how beautiful is this glimpse. Per cui ragazzi voglio ringraziarvi per aver passeggiato con me e aver visto questa sorta di passeggiata quotidiana di una persona veneziana, perché appunto è un po' la nostra routine. Spero vi sia piaciuto, spero che ovviamente abbiate capito anche il senso di tutto ciò. E ovviamente ci vediamo molto presto con una nuova live. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e se potete anche iscrivervi per avere accesso alla live, anche quelle con le tour guidate, e comunque avere accesso alla chat sin dall'inizio. E ovviamente vi aspetto per la prossima ragazzi, per cui votate sul sondaggio che uscirà a breve e vedremo dove passeggeremo insieme. So thank you a lot guys for watching and walk with me. It's a pleasure to walk through Venice to show you all my routine, my daily routine. It's really nice for me. Thank you for all the subscribers, all the visitors, and of course follow our channel to choose the next location of the walk, and see you really soon. Ci vediamo davvero molto presto e ragazzi una buona serata, have a good evening, and ciao da Venezia. Ciao a tutti ragazzi, grazie. You help me, please.